Allora, te sei stata per tanti anni in colonia. Quanti anni in colonia? Me, Eh? 70 anni. In colonia? No, ma davvero? 70 anni in colonia che sei stata? Me sì. Lontano da qua. Dopo che sono stata viuva si è messa col prato. Ah, se no, sei sempre stata in colonia. Sempre. Poi ti aveva animali, ti aveva tutto. Tutto. Che- Poi mi arado, Anche i boi? poi No, arado. sul serio. I boi da arare ti aveva anche. Per Villa- andare a arare i campi. Mi arava, impiantava, seminava, rosava mato. Queste le femmine, quelle vere, quelle che conosceste la fatica, che conosceste i sacrifici, Ah, che ho soffrito, che ho soffrito. Guarda, questo te crede che te abbia soffrito. Mi, quando che vede, quando che vede specialmente una donna, specialmente una femmina, scusa mi permette, guardando le mani, vede chi che lei è, quella femmina, quanto che l'ha lavorato, quanto che l'ha fatto sacrifici, perché allora voi altri avete la stalla con dentro le vacche, ti aveva le galline, ti aveva, ma non era finito perché dopo tendeva a arare il campo e ti aveva anche i fiori, Ah sì, ne aveva 5. ecco. Tutti piccinini, quando che lì a CD andava in piantare meglio con quel tic e tac. Madonna, pensa un po'. Ma non era gli uomini che faceva quel lavoro là? Lui era impiegato. Ah, ho capito. Lui lavorava fuori. Mi Sì, fava per- torrare lui quel tempo là. Per fare un po' di soldi, insomma. Allora va a pagare il conto. Ah, pagare. Voi altri avete anche a vigna, anche per fare il vino, qualcosa? C'è il vino in finale. Vignale, quel che serviva per voi altri, insomma. Anche se vede un po' di qua. Sì. Ma dopo soprattutto aveva la roba che serviva per voi altri, insomma, Sì, dopo sì. ti vendeva, ma non so, ti aveva forse 4 galline, un po' di ovi, un po' di... Ti hai fatto il formaggio ti hai fatto in casa? Il formaio mi fava vendere il formaio, tirava latte di 4 vacche e dopo andava da rossa. Madonna, che cazzo. Ma latte della colonia, ti toccava sempre proprio far tutti, ma il marito era a casa solo il sabato e domenica? Sola. Solo. E sabato e domenica viene a aiutarmi a lavorare in colonia. Madonna, ma quanto tu lavorate la tua vita? Quanto tu lavori? Che alla anche è la cosa che mi fa. Neanche, ti credevi, neanche a pensare, No. Neanche a pensare. Neanche mi crede quel che mi ha fatto. No, ma mi te credemi, perché specialmente le donne, specialmente le femmine, le fanno dei sacrifici, tanti sacrifici per tirare avanti la famiglia che non si può neanche immaginare. Non c'era nessuno che lavorava fuori, solo la colonia. Certo. Su che linea aereo che erano voi altri? Che linea aereo? La linea, che linea aereo? Ottavetta. Ottavetta. Ah, ho capito. Sì. E aveva tanta terra allora. E avevano 12 archieri. Tanta proprio, c'aveva di tutto, nella campi aveva un miglio, Miglio, formento, trigo, riso. formento, vedete che parla di formento, qua si chiama trigo, formento è più facile capirsi, Formento, patate, patate, mandioca, l'orto, salata, radici, salata, radici, carote, eh, madonna, c'aveva di tutti. di tutta verdura. E Si comprava niente perché non si aveva soldi che all'epoca là. ma era anche, questo è vero, ma era anche roba più naturale, mi so che perché anche mio nonno e mio papà era di campagna, da noi era di campagna, dopo noi avevamo avuto la fortuna di fare altri lavori, ma loro venietti qua, pensa che mio nonno, quando che era mio nonno e anche mio papà, a stalla noi avevamo 28-30 vacche, no? Ma che aveva sempre 2 o 3 per de boi, qui era fatto per andare a arare o per portare a casa il fen quando chi andava a fare il fen, il carico, allora aveva sempre 2 o anche 3 per de boi e 28-30 vacche così, tanto lazzo feano. Abbi quando viene a tante viene a 5.
Vabbè, ma t'era da sola anche, ti toccava, ti doveva moldere te, Le veia su un'ora mattina, piave candele, quando che aveva approntato tutto. perché non è neanche a corrente, la luce non era allora, solo che quelle candele. Su quelle candele, licchigno casa, ne vedi? Pensa a te che roba, Licchigno, pensa a te. se no era che il petrolio. Ah, Chiariti. le lampade là, le lampade. I chiariti, I chiariti, sì, i fanai, diciamo i fanai. Farai. Ma dimmi una roba, che ti parla benissimo, proprio italiano ben, ero da chi? Dai genitori o dai nonni che ti ha insegnato? Mio papà Tuo papà? era italiano perché era a nonna vita d'Italia, E di che soprannome? Vendramin. No, ma da parte del papà Vendramin. E della mamma? Parte da mia da nonna era Gregolo, ne vede, Carolo. Grigolo. Ah, Grigolo, Grigolo. Grigolo, sì. Grigolo. Sì, perché era, parlando dell'Italia, era più Vendramin e Grigolo, più che altro di Treviso, Trevisani, provincia di Treviso, perché noi avevamo una forma diversa. Sarà che ancora Vendramini? Sì, che ne ancora ok? Sì. L'MPK che voi altri, logicamente non poteva per via che non era soldi, se no chissà quanti piacere che aveva voi altri, i nonni, i genitori, di venire, del padre e la madre, per venire in Italia a vedere da dove che era partito i suoi nonni. Che non era netti che voglia di andare. Beh, ma i giovani qui, fatemeli andare, adesso i soldi li hanno mia P come una volta, no? O no? Adesso vai i soldi, una volta. E gli ha sì i soldi perché lavora, allora i soldi li ciappa. Ma quel tempo là lavorava mia fuori, solo in colonia. Certo, ma ascolta, mi te fai tanti auguri, no? Tanti auguri che te vive tanti anni, che te vive sempre con questo modo di pensare veramente proprio. Ed è come parlare con una di 20 anni con te. Sarà? Tanti auguri carissima. Mi piace ste man qua. Ste man qua che le ha lavorato tanto, ma tanto. E che avrà proprio. Sì. Ma sa, voi fatto di tutto. Ti credimi. Ma si vede subito. Grazie. Tante belle robe, ma tante. E che il Signore ti aiuti sempre. Perché oltre che lavorare ti tocca pensare anche a dire le preghiere e i rosari. Io reso mi sì. Io prego mi rosario tutti i giorni. Ancora adesso? Sì, Ah, che brava. reso tutti i giorni per mi fare i sidi.